avremo l'intervento del maestro Facchin, Francesco Facchin, che è stato docente del Dipartimento di Didattica della Musica e dello strumento di musicoterapia nel corso di laurea in logopedia dell'Università di Padova, Dipartimento di Neuroscienze. È direttore di coro e musicologo. Da 20 anni si occupa di problemi relativi all'uso della musica nella didattica specializzata, in particolare della percezione uditiva della voce e sua educazione nella disabilità sensoriali. Tiene corsi di aggiornamento per docenti, educatori e collabora in progetti didattici con il Teatro La Fenice di Venezia. Quindi chiedo al maestro Francesco Facchin di prendere posto e di illustrare il suo intervento. Grazie. Buongiorno, grazie a tutti, grazie Isabella Longo per avermi invitato in questa bella occasione. E ho sentito molti, si sente? Più vicino? Così? Perfetto, benissimo. Bene, io presento anche il mio collega Luciano Borin, che è il coordinatore del corso di didattica della musica e dello strumento del Conservatorio di Padova, che, come diceva prima il collega, non ha potuto essere qui, non può essere qui perché ha l'influenza. Quindi presenterò io l'intero presentazione. Ecco, inizio con questa frase che ho tolto da un libro di Antonio Longo, fratello della dottoressa Longo, Isabella e Paola, ma è interessante perché questa frase compendia un poco altre citazioni che lui fa, tratte da Stravinsky e da Berio. Questa frase un po' compendia tutte quelle che sono le cose che sono state dette questa mattina anche riguardo le finalità della musica, i legami che ha all'interno della società. E partirei anche con un'altra, occasione per presentare la community music. In Italia si parla poco di questa esperienza, un'esperienza che è soprattutto presente nei paesi di cultura anglosassone, nei paesi del nord Europa. È un concetto molto inclusivo, in cui sono incluse anche le orchestre sociali. È soprattutto una pratica pedagogica e in Italia è stata presentata in un convegno a Roma nel 2017 promosso dall'ISM e dalla Società Internazionale di Educazione Musicale, e Antonella Coppi successivamente ha presentato un libro che si intitola appunto Community Music, nuovi ordinamenti pedagogici per la Franco Angeli a Milano, sempre nel 2017. È un concetto, mi sembra molto interessante, perché è un concetto pienamente inclusivo, in cui anche alcune pratiche che potrebbero essere difformi, diciamo, dalla normale percezione della musica sono pensate, sono incluse. In particolar modo il concetto al quale si rifà è quello di sound sounding e fonofobia, che viene definita fonofobia come repulsione nei confronti della voce imperfetta. Qui siamo nel campo della vocalità e la persona che ha dato voce a queste espressioni in qualche maniera è Cristonelli, che è un docente dell'Università di Groningen che si occupa di pratiche vocali in generale e pone questo fatto e ha portato anche alcune esperienze riguardo l'uso di espressioni vocali anche di persone che generalmente non canterebbero. Quindi, ad esempio, persone che soffrono di particolari problemi vocali, ecco. Quindi pone questo aspetto anche sotto il profilo proprio della inclusione totale e si pone sotto il profilo dell'improvvisazione, quindi gran parte dell'attività
di questi gruppi è improvvisativa. Io non ho portato esempi, ma esempi di questo, ad esempio che porta anche Cristonelli, li potete trovare benissimo in YouTube, e vedete appunto queste pratiche che sono proprio in senso al limite. Quello che lui pone proprio come scopo è quello di creare spazi di esplorazione vocale, dice lui, atti a sostenere lo sviluppo di individui e gruppi dalle diverse capacità mentali e socialmente marginalizzate. Quindi ha una forte funzione anche, diciamo, in senso generale politica, ecco, in questo senso. Un esempio tra i primi di questo concetto forse è quello della Scratch Orchestra di Cornelius Scherdiu. Voi sapete che Cornelius Scherdiu nel 1969 a Londra ha creato questa forma, questa aggregazione di persone che erano amici soprattutto, alcuni erano musicisti, altri non musicisti, ha messo in mano a questi degli strumenti musicali e improvvisavano. Naturalmente questa esperienza di collettivo musicale, come l'ha chiamato lui, veniva dall'alto, cioè era lui con le sue idee politiche, quindi che l'aveva creata, e quindi come tutte le cose che molto spesso nascono dall'alto, nel 74 si è anche sciolta. Ecco. Mentre le altre esperienze come quelle di Cristonelli eccetera, che partono dal basso, in realtà soprattutto nei paesi anglosassoni proseguono, hanno vita lunga. In Italia invece si sente molto meno parlare di questo concetto appunto di community music. Ora, fatte queste premesse, che più che premesse sono presentazioni anche di orientamenti generali, parlo un attimo alla scelta di Padova, del Conservatorio di Padova, riguardo la disabilità, riguardo la fragilità in generale. È una scelta che comincia alla fine del secolo scorso, diciamo con i primi anni 2000, e che nasce da una riflessione, era pratica ed è pratica tutt'oggi, quella di ricorrere agli insegnanti di musica molto spesso nel sostegno. Sono insegnanti di educazione musicale normalmente che non sono preparati al sostegno. E in questa situazione si è pensato di utilizzare la musica come area trasversale, area che può in qualche maniera intervenire a, non dico a compensare, ma a traghettare anche forme di sapere, capacità, ecco. E in questa direzione abbiamo messo a punto alcuni corsi. Padova in realtà ha una lunga tradizione e il Conservatorio di Padova l'ha ereditata riguardo alla disabilità. È una tradizione che parte con i primi anni dell'Ottocento, con Luigi Configliacchi, che fonda appunto questo asilo caritatevole per la sociale istituzione dei ciechi, dove accoglie bambini, giovani, adulti, anziani. Subito nel 1957 istituisce corsi regolari di musica. Quindi un reparto di educazione, una scuola di educazione musicale, un reparto di rieducazione professionale e lavoro e una scuola di musica creativa, che era più orientata alla professionalizzazione. Vado via veloce. Nel 1953 questa scuola viene parificata ai conservatori dello Stato e nel 1965 diventa una sezione staccata del Conservatorio di Venezia. Il Conservatorio di Padova a quell'epoca non era ancora conservatorio, ma era una scuola comunale pareggiata, parificata. Nell'81 la sezione dei ciechi viene invece aggregata al Conservatorio di Padova. Nel 99 c'è la legge 508 che riforma i conservatori e apre questo nuovo comparto in seno all'università, il comparto AFA, come voi sapete, e nel 2000 la sezione per ciechi viene chiusa. In realtà la sezione per ciechi accoglieva non soltanto non vedenti, ma accoglieva anche vedenti, quindi era un attimo una sezione staccata del Conservatorio di Padova, punto e basta. Molti docenti della sezione naturalmente erano ancora docenti non vedenti che dal 2000 in poi sono stati aggregati alla sezione principale, e quella sezione lì che non era nel conservatorio, nella sede centrale, ma era una sede separata, cioè era all'interno dell'istituto Configliacchi, fu chiusa. E quindi, allora, per non perdere il know-how di conoscenze che vi erano state profuse in questi anni, in questo secolo e oltre,
si pensò di istituire un corso sperimentale di scrittura musicale Braille nel 2001. Nel 2004 sembrò questo non essere più sufficiente e fu riorganizzato questo corso in un triennio sperimentale di metodologie tecniche musicali per la disabilità, dove venivano prese in considerazione tutte le disabilità. Io in quell'epoca mi occupavo di sordità, quindi inserii anche questo aspetto. Questo corso è durato come corso sperimentale diversi anni, finché nel 2009, con il nuovo decreto, con i nuovi ordinamenti, quindi didattici, che stabiliva appunto che anche nel conservatorio fossero fatti i trienni e i bienni, nel 2010 fu implementato nel triennio di didattica normale, insomma ordinamentale, e fu una delle curvature di didattica. All'atere di questo corso furono pensati anche dei tirocini in modo che gli studenti potessero fare subito un'esperienza pratica dei problemi. Quindi ci venne in aiuto l'Istituto Comprensivo Ottavo, che era abbastanza vicino al conservatorio, dove una professoressa, che era la coordinatrice dei docenti di sostegno, fu per noi anche coordinatrice, e quindi aprimo, assieme agli insegnanti di sostegno di quella scuola, dei tirocini pratici per i nostri studenti. In questi tirocini il punto era di fare musica d'insieme, prima di tutto, con questi ragazzi, perché il problema era di far sì che questi ragazzi fossero all'interno, lavorassero all'interno della classe, e naturalmente il lavoro individuale con questi ragazzi era funzionale al fatto che fossero inclusi nella classe, quindi era funzionale all'inclusione. Questo progetto è durato fino al momento del Covid. Con il Covid ovviamente si chiuse il conservatorio, si chiuse anche la scuola tedesco, e poi finì questo aspetto, questa sperimentazione. Nel 2018 vi furono attivati anche i bienni di didattica, e quindi si pensò di attivare una curvatura musicoterapia che includeva e portava avanti l'esperienza del triennio. Quindi nel 2021, l'altro anno, l'istituzione a tutti gli effetti, col decreto ministeriale del dicembre del 2021, quindi proprio allo scadere dell'anno, del biennio in teorie tecniche in musicoterapia, per cui anche Padova parte con questo. Anche qui, rapidamente, la struttura del biennio era in 4 aree: quella musicale, quella pedagogica, quella psicologica e di tecniche corporee. Per quanto riguarda la tecnica psicologica, ci affidammo naturalmente a docenti dell'università. Tecniche corporee includeva un'area medica, e quindi abbiamo anche qui fatto riferimento alla facoltà a medicina, insomma, quindi abbiamo inserito anatomia e fisiologia dell'apparato locomotore, dell'apparato pneumofono-articolatorio, fisiopatologia della comunicazione umana, appunto per quanto riguarda tutti i problemi anche sia del movimento sia della parola. Ecco. Psicologia, abbiamo messo psicologia dello sviluppo, psicologia della disabilità, e le parti di psicologia, di pedagogia invece speciale sono state in qualche maniera ampliate con scrittura musicale Braille, con tiflologia e con metodologia della didattica speciale dell'handicap. Quindi avevamo anche un laboratorio, che c'è tuttora, ovviamente, di scrittura musicale Braille per la musica, ovviamente. Quindi biennio in tecniche di musicoterapia ha messo ad ordinamento tutto quello che prima era in qualche maniera il nostro pensiero. Quindi oltre all'area musicale, che qui non ho segnato, esiste l'area musicoterapeutica, area psicologica e un'area medica, e qui ho segnato un po' tutte le materie che sono state inserite, e facciamo sempre riferimento sia ai dipartimenti di psicologia, con i quali abbiamo quindi una convenzione che è presente dal 2005 ed è stata quindi messa a punto, sia con l'area medica che col Dipartimento di Neuroscienza, da cui dipendono moltissime discipline. Ecco. Quindi con l'anno scorso è stata applicata anche al settore AFAM, sono state applicate quelle che sono le normative dell'università per quanto riguarda il sostegno alla fragilità. Prima era volontà dei singoli insegnanti, e in conservatorio c'è sempre stata questa sensibilità
per i nostri allievi naturalmente che avessero fragilità, però era una questione personale. Finalmente anche l'anno scorso con un decreto ministeriale 572 mi sembra, no 752, anche al conservatorio è stata applicata la stessa legge che dà all'università un ufficio per le disabilità. Purtroppo doveva esserci continuità con questo decreto 752, in realtà la continuità non c'è, quindi noi continuiamo per spontanea volontà della psicologa che si occupa, perché non ci sono più i fondi. Cioè quello che doveva essere regolato e continuativo in realtà è finito subito dopo 2 mesi, quindi dopo 2 mesi dall'atto del decreto, insomma il decreto ha avuto validità 2 mesi, comunque va bene, ormai il gioco è fatto. E naturalmente per i nostri allievi abbiamo comprato delle tastiere Braille di ultima generazione, dei software di sintesi vocale. Il Conservatorio di Padova è uno dei pochi conservatori che, essendo stato l'ultimo a chiudere una sezione di ciechi, ha una biblioteca di testi musicali in formato Braille abbastanza aggiornata, direi, piuttosto aggiornata, con una stampante fronte retro Braille molto, molto buona. Ecco. Abbiamo comprato altri software, tipo questo per lo studio come strumento compensativo, e delle reader pen, insomma di ultima generazione, quindi tablet, per alcuni nostri allievi che hanno problemi motori. Abbiamo comprato dei supporti per il flauto, perché è un allievo di flauto, quindi dei supporti, fa fatica a reggerlo, quindi sono dei supporti che servono per reggere il flauto quando ha difficoltà, e delle sedie ergonomiche. Quindi abbiamo messo a punto un sistema anche di attrezzature e di strumenti proprio per questo motivo. Oltretutto abbiamo un ufficio che si occupa di questo, e quindi adesso in conservatorio, diciamo, se un ragazzo si vuole iscrivere e ha delle fragilità può fare riferimento a questo, e quindi vengono messi a punto anche tutte quante degli sistemi compensativi o dispensativi che sono necessari. Naturalmente in questi anni abbiamo fatto ricerche, studi, dato tesi. Una delle ricerche forse più importanti è questa che è stata fatta con un progetto della Life Learning Program dell'Erasmus, un progetto che ha coinvolto 4 stati europei, è un progetto che è aperto, si trova in internet, adesso non si può aprire, però se andate in internet si chiama Music for VIP, e permette praticamente la trascrizione automatica di testi musicali. Ci sono le lezioni di musica in formato Braille in 4 lingue diverse, per cui è di libero accesso, quindi è uno strumento anche utile per gli insegnanti, per cui se hanno degli allievi non vedenti possono avere. Bene, tesi di ricerca sulla dislessia ne abbiamo messi a punto con l'Istituto Burlo Garofalo di Trieste. Vado veloce. Quindi i laboratori tirocini, appunto, che abbiamo fatto con la scuola Mario Tedesco. Ora ci sono 2 piccoli esempi di integrazione. Uno è il caso di un ragazzino che aveva un'età prestazionale di 7-8 anni con diversi problemi. Uno dei problemi più grandi era che sapeva contare fino a 100, però contare fino a 100 era uno scioglilingue, in realtà non aveva il concetto di quantità, quindi con lui abbiamo lavorato sul concetto di quantità, un piccolissimo esempio estratto così, può sembrare banale ma per lui non era proprio banale. Cos'è? 1, 2, 3, 4, 5 e basta. Ne manca uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, benissimo. Abbiamo legato questo concetto di quantità al fatto di suonare, un esempio molto, molto piccolo, ecco. Tra l'altro questo ragazzino era da solo, per cui viveva con il papà e basta, appassionato di opera, conosceva tutte le opere da morire perché faceva tutti i personaggi, il Barbiere di Siviglia impersonava tutti, li sapeva a memoria, le dirigeva addirittura, per cui la musica per lui era uno strumento eccezionale. Un'altra ricerca che abbiamo fatto molto
molto breve, è stata con il conservatorio, con gli amici della musica di Padova e l'Istituto Magarotto per i sordi, istituto che ha chiuso quest'anno, già integrava anche udenti, ma quest'anno ha chiuso. Abbiamo fatto una brevissima ricerca, quindi utilizzando dei corpetti che si trovano in vendita, che sono aptici, che sono stati costruiti per i videogiochi. In realtà noi li abbiamo usati per far loro il modo di sentire la musica. Piccola cosa, molti sentivano la musica e piaceva sentire la musica. Siccome facevano lezioni di ballo, il ballo naturalmente imparavano i gesti perché la musica non la sentivano, perché come voi sapete quelli dell'Istituto Magarotto nasce per i sordi, ma soprattutto quella fascia di sordi che da un punto di vista così di scelta scelgono di non usare ausili protesici, quindi non sentivano o avevano residui molto, molto lì, o se avevano gli ausili protesici in realtà li avevano ma non li usavano molto male, per cui quando ballavano abbiamo usato questi e si aggrappavano in 4-5 per sentire il suono attraverso questi. Allora, alcuni ragazzini volevano sentire il suono, 2 ragazzini ci hanno chiesto che della musica non gli interessava niente, però volevano sentire come suonava il motore di una Ducati, quindi abbiamo dovuto fargli sentire il rumore della moto Ducati con questi. Ecco un esempio di come funzionavano. Questo ragazzino è assolutamente sordo, la musica la sente attraverso il sound pack, che questo è molto semplice, quello costa relativamente poco e ha solamente 2 altoparlanti. Ci sono adesso molto più evoluti che ne hanno 36 e quindi hanno la risposta lungo il corpo di tutte le frequenze. Tenete presente che la pelle risponde fino a 1000 Hz, dopodiché oltre i 1000 Hz non risponde. Questi hanno 200 Hz di sensibilità. Questa è una cosa fatta a Barcellona, lui non la sente, la sentiamo noi. Come vedete, lui si muove a tempo e sente cose che io non sento, ad esempio, riesce a percepire da un punto di vista proprio accettivo sulla pelle alcuni movimenti ritmici che noi che siamo abituati a sentire con l'orecchie non sentiremo. Lui ha una sensibilità diversa, lo vedete da come muove ad esempio la mano, da come va a tempo. Bene, penso di avervi dato un'immagine di quello che noi abbiamo fatto in questi 20 anni, in questi ultimi 20 anni. Grazie. Sì, io adesso ridò la parola a Isabella Longo che inizierà la tavola rotonda, che darà il via alla tavola rotonda. L'unica cosa mi premeva di dire, dopo l'intervento del maestro Fachin, come effettivamente anche questi incontri possono servire per scoprire cose che magari essere a conoscenza di progetti, di situazioni che magari anche noi non ci immaginiamo che possano avvenire nei conservatori. È vero che il conservatorio magari tendenzialmente è un luogo abbastanza accademico e abbastanza conservatore di determinati tipi di tipologie di insegnamento e di didattica, però è anche vero, come abbiamo visto e abbiamo scoperto per quanto riguarda prima gli amici emiliani e adesso per quanto riguarda il Conservatorio di Padova, che in realtà ci sono delle realtà estremamente virtuose. Passo la parola a Gianni Nuno. Grazie Isabella, un saluto ad Andrea dalla distanza e grazie che partecipa con noi a questa tavola rotonda nonostante le difficoltà. Dunque, io se siete d'accordo partirei dall'espressione dei bisogni, nel senso che fatto salvo ciò che noi abbiamo raccontato delle singole esperienze e quello che ci collega così bene da trovarci di là a consumare qualche pasto lì, dicendoci peccato che non viviamo vicini, perché sarebbe bello incontrarsi più spesso e scambiarsi esperienze e anche le proprie pene. Ecco, partiamo di che cosa avrei bisogno per
dare una svolta ulteriore al mio contesto di lavoro, alla mia esperienza didattica, organizzativa, gestionale, per vedere che la situazione nella quale mi trovo evolve e ha una prospettiva anche al di là di me, perché uno dei rischi di queste esperienze è che le leadership di cui abbiamo parlato, che hanno una grande componente affettivo-emotiva da spendere, come ci siamo già detti anche l'anno scorso, che hanno l'intuizione in quel momento dell'esistenza e hanno anche la capacità di tradurla in realtà, finite queste persone finisce l'esperienza. Ecco, come possiamo radicare, dare una prospettiva di sviluppo e di perpetuazione al di là di noi alle nostre esperienze. Poi come possiamo metterle il più possibile, il meglio possibile in rete, senza snaturarci, senza perdere le nostre identità. Da dove partiamo? Se vuoi parlo anch'io come uguale. Vai. Annalisa parli. No, ne stavamo parlando prima, è ovvio che creare reti, indicare un po' delle strade comuni, un po' quello che tu hai detto nella tua relazione, cioè stilare, scrivere, ma anche praticare tutto ciò che noi facciamo nei nostri giorni, cercando appunto di trovare delle linee guida che possono essere chiare e che possono essere inclusive, perché poi noi parliamo di inclusione ma siamo i primi che non includono neanche le nostre associazioni, fra le associazioni, fra i docenti, quindi l'inclusione non va praticata solo nell'educazione ma anche fra di noi, no? Quindi per esempio a me come diciamo a livello nazionale, come coordinatore di un comitato che lavora sulla musica a scuola per tanti anni, manca appunto la possibilità di luoghi dove incontrarsi e trovare soluzioni pratiche per diffondere delle buone idee e per far sì che sia i decisori politici che le pratiche attive delle associazioni e l'interazione fra il mondo delle associazioni e il pubblico lavorino proficuamente insieme. Quindi mancano dei luoghi in cui ci si incontra e dove appunto da un lato teorizzare, dall'altro praticare e quindi convincere anche all'importanza di quello che stiamo facendo, ecco, quindi fare proposte concrete ma soprattutto dare anche l'idea di unione, perché fino a che i decisori politici vedranno che ci sono separazioni, egoismi, individualismi, interessi personali, è chiaro che non investono, ecco, e quindi non capiscono anche l'importanza. Questo un pochino in generale. Sì, assolutamente, è molto vicino a quello che volevo dire in realtà, perché io avrei usato la parola riconoscimento, riconoscere. Cioè dove però per essere riconosciuti abbiamo bisogno di colloquiare con le persone, per cui è molto tra virgolette in sintonia con quello che dicevi. Riconoscimento nel senso, se io penso alla parola, riconoscere significa conoscere, cioè io riconosco, cioè ti vedo e quindi ti do qualcosa in funzione del fatto che ti vedo. Ma riconoscere significa anche conoscere nuovamente, cioè riconosco nuovamente te. Difatti, secondo me, a noi manca questo riconoscimento e ci manca dalle istituzioni. Essere riconosciuti in questa maniera ci manca dalle istituzioni, perché ognuno di noi in realtà da un punto di vista pratico ha bisogno dell'istituzione, perché noi abbiamo bisogno di fondi, abbiamo bisogno di comprare strumenti, abbiamo bisogno di poterci trovare, come dicevamo prima, appunto desinando il pasto, abbiamo bisogno di trovarci, per esempio con Beppe. Il nostro problema sarebbe, come dicevamo, sarebbe solo il costo dei pullman. Se ci fosse qualcuno che ci paga i pullman, noi ci troveremo ogni settimana. E faremo orchestre, faremo esperienze. La birra ha detto che ce la paghiamo noi.
Per cui in realtà essere riconosciuti nel senso proprio cioè che la politica, che coloro che sono nelle istituzioni ci vedano e vedano la cosa che stiamo facendo. Forse tu hai iniziato stamattina, Annalisa ha iniziato questa giornata proprio facendo questa analisi. Hai usato il termine ignoranza, cioè coloro che ignorano, e effettivamente non so quanti sono consapevoli del lavoro che si fa costantemente sul territorio e del lavoro che si fa a Napoli o si fa con i ragazzi, o di quanto possiamo incidere o di quanto incidiamo all'interno di quei ragazzi. Per cui io direi spazi sicuramente, e poi essere riconosciuti, essere visti nuovamente, insomma, visti. Grazie a tutti per l'invito. Io però vi rubo 3 minuti per dire chi sono, perché sennò voi ve l'avete già detto stamattina, io dovrò recuperare un po' questo. Sono il direttore di una fondazione scuola di musica nell'area nord, tristemente famosa per il terremoto del 2012, Mirandola e tutta quella zona. Per Azzani ci conosciamo da mo'. È una scuola civica, una fondazione, i proprietari sono i comuni e una fondazione bancaria. Perciò lavoriamo nell'esito scolastico, ma anche già da 30 anni con il pedagogista Sergio Neri in convenzione con le scuole dell'obbligo. Questa è un po' la nostra realtà. Poi arrivo a quello che diceva il professor Nuti, nel senso di quello che abbiamo bisogno, ci arrivo, però prima fatemi spiegare un po' cosa facciamo noi, no? Facciamo corsistica, nel senso che i ragazzi devono imparare a suonare uno strumento. Quello che diceva Berlinguer stamattina, le famiglie che si sono attivate, è vero, che hanno deciso di dare un'educazione musicale ai propri figli. In esito scolastico non siamo un ente che certifica diamo dei diplomi, nel senso che è una scuola di base. Vi ricordo che in Emilia Romagna c'è una legge sull'alfabetizzazione, che è la legge 2 del 2018, in cui abbiamo concorso un po' tutti per bande, cori e tutto il resto, ma c'è l'articolo 3 che finanzia per 1,5 milioni di euro all'anno le attività, orchestre, cori e bande che si fanno extrascolastiche in convenzione con le scuole di musica, cioè scuole di musica convenzionate, riconosciute, il riconoscimento ce l'abbiamo dal punto di vista normativo, e questo è un progetto che ha fatto crescere tantissime orchestre, cori, bande, e credo che sia un esempio virtuoso da questo punto di vista. Perciò noi lavoriamo nell'esito scolastico, ma anche portando i nostri insegnanti formati, questo mi sento di dirlo. Vi do 2 numeri: 100 di sezioni di scuola materna, 200 sezioni di scuola primaria, secondaria di primo grado e superiore, e nidi, perciò tutta la fascia della formazione dell'individuo noi la tocchiamo. Ma l'altra cosa interessante, almeno per me, almeno ci credo molto, è che dal 1996 abbiamo tolto l'handicap dell'accesso alla scuola. Quello è l'handicap, la disabilità rimane, sia ben chiaro ai ragazzi, ma l'handicap dell'accesso l'abbiamo tolto. In convenzione con l'ASL, col servizio di neuropsichiatria, perché i miei insegnanti non hanno competenze dal punto di vista, non hanno fatto quel bellissimo, non sono il triennio all'Università di Padova. Quello che abbiamo fatto, abbiamo cercato attraverso la formazione di dare degli strumenti. L'altra scelta che ho fatto come direttore è di non specializzare un'equipe di 7-8 insegnanti, anche perché adesso noi abbiamo 125 ragazzi e ragazze inseriti, con le più svariate tipologie di disabilità, che vanno da quelle fisiche ma anche quelle psichiche, insomma c'è tutta una casistica. E la scelta che ho fatto di fare formazione permanente, adesso il nostro consulente scientifico, il professor Vianello, che credo che l'Università di Padova conosca bene, il professor Renzo Vianello, è il nostro consulente, e abbiamo fatto la scelta di dare anche delle competenze da questo punto di vista agli insegnanti di musica. E l'altra cosa che ho fatto, non abbiamo fatto degli insegnanti specializzati solo sulla disabilità, ma perché? Perché chi lavora nella disabilità, facendo vestiti su misura, come li chiamo io, progettando ragazzo per ragazzo, di questo abbiamo bisogno, con una didattica inclusiva e fatta sull'individuo, io lo chiamo il vestito su misura, dando delle competenze, ma poi, essendo le scuole di musica
vocate alla musica d'insieme. Poi vi spiegherò che ci sono anche delle indagini nazionali sul sito sia del Ministero che sul sito dell'associazione dell'AESM. Il 90% delle scuole di musica fa musica d'insieme, perciò i ragazzi sono inseriti. Noi non facciamo orchestre di solo disabili, assolutamente no, non è nel mio senso pedagogico della cosa, nel senso che sono inseriti con i normodotati nelle orchestre più varie che abbiamo, che vanno orchestre di chitarre, bande, cori, orchestre d'archi, di tutto e di più, perché noi non siamo selettivi e non facciamo delle cose, voglio dire, specializzate, nel senso che la musica d'insieme fa parte del bagaglio pedagogico e quello che facciamo all'interno della scuola, e questa è la cosa importante. L'altra cosa che volevo dire, ho 125 ragazzi che pagano la retta come tutti gli altri, chi non ce la fa i servizi sociali, perché essendo noi un'istituzione delle amministrazioni comunali c'è questa possibilità di avere degli aiuti come tutti gli altri, gli strumenti li diamo noi, insomma, perché c'è una storia di più di 200 anni, poi questa è un po' la nostra specificità, essendo la scuola di musica più di 200 anni, perciò c'è una storia, c'è una radice. Poi Annalisa dice che l'Emilia non si può trascorrere, insomma, perché no? Le buone pratiche credo che vadano anche estese. Perciò diciamo 1300 ragazzi su una popolazione di 84.000 abitanti, questi sono poi i numeri che abbiamo. L'altra cosa che abbiamo fatto, insieme all'ex ministro Patrizio Bianchi, che era assessore durante il terremoto, abbiamo utilizzato la musica d'insieme nelle scuole dell'obbligo per tenere coesa la cittadinanza. Abbiamo iniziato con 5 progetti di bande scolastiche, perché la nostra tradizione, insomma, non dico che Verdi, insomma, però insomma, le bande hanno una tradizione molto importante. Adesso abbiamo anche un'orchestra d'archi, che Annalisa sa benissimo, e questo ci ha permesso di tenere legate anche le comunità. Perciò abbiamo un sistema di 5 bande scolastiche, sono più di 250 ragazzi della primaria e secondaria di primo grado, che sono diventate un po' anche l'anello di congiunzione tra la comunità e la scuola. Perché? Perché fanno parte dell'innesto scolastico, ovviamente, però in convenzione con le direzioni scolastiche, gli istituti comprensivi, e sono diventate, come dire, l'anello di congiunzione anche queste con la società. La musica ha queste capacità, sappiamo che ha queste capacità. Perciò, ecco, la musica strumentale d'insieme, e anche lì i ragazzi disabili fanno lezioni come tutti gli altri, sono inseriti, lì facciamo lezioni a piccoli gruppi, tra l'altro, e credo che, insomma, da questo punto di vista chiaramente c'è un turnover molto, perché poi quando escono da scuola non tutti continuano, ma se no saremmo tutti musicisti. Però quello che è importante è che le famiglie, quello che diceva Annalisa stamattina, vedano nell'educazione musicale un fattore importante di crescita, di formazione. Io credo che il nocciolo sia questo. Cosa vorrei vedere per il futuro? Allora, se il 90% delle scuole di musica non riconosciute, questo è uno dei problemi che abbiamo, no? In Italia io sono presidente e sono rappresentante in Europa, all'EMU, in tutti i paesi c'è l'associazione delle scuole di musica riconosciute dagli stati, finanziate. In Italia non esistiamo. Se andate a vedere l'indagine anche sul Ministero, ho fatto fare un'indagine all'Università di Bologna, perché non è che l'ho fatta io, l'ha fatta il Dipartimento di Statistica, tra l'altro. Sono 7.000 scuole di musica e 1 milione di ragazzi che partecipano. Perciò ci porremo più o meno il discorso del riconoscimento, non voglio dire accreditamento, che si apre un macello, ma il riconoscimento con dei criteri minimi. Non dico, adesso c'è già nel Lazio, siamo riusciti ad ottenerlo, in Emilia Romagna ce l'abbiamo dal 2007, c'è in Toscana, insomma in Campania credo che ho dei colleghi che mi hanno chiamato che cerchiamo di fare questa cosa qua. Perché? Perché comunque 1 milione di studenti, ci sarà anche da dire se una scuola di musica ha delle caratteristiche per essere una scuola o se è un corso privato di chitarra, perché insomma dobbiamo capirci anche su questa cosa qua, per dare anche una possibilità alle famiglie, cioè riconoscimento. Seconda cosa, la questione sociale, orchestre sociali, è molto interessante. Guardate, io vi porto un altro dato. Se andate sul sito della mia fondazione con ICOM, non so se qualcuno lo conosce, è il dipartimento legato alla facoltà
all'Università di Bologna del professor Zamagni, che è un economista benissimo, c'è l'impatto sociale della scuola di musica di Mirandolo. Andatevelo a guardare, scientifico, e anche in inglese, se qualcuno lo vuole glielo mando anche in inglese. E da lì credo che quando si parla di sociale dovremmo dare anche non una definizione nostra sentimentale, ma lì ci sono i dati scientifici di cosa vuol dire musica sociale. Perciò io mi fermo qua, dopodiché posso anche, perciò mettiamoci d'accordo cosa sono le orchestre sociali. Io ho le mie idee, secondo me le facciamo già, dobbiamo solo, come sempre in Italia, cosa succede? Che ognuno va per i cavoli suoi, siamo a macchia di leopardo, ma un quadro istituzionale che dica chi fa chi e che cosa e si ponga in relazione, questo è il mio auspicio. Grazie. Chi è che ce l'ho qualcosa? Beh, visto che c'è. No, vabbè, intervengo, non ho particolari cose da aggiungere. Comunque il tema sollevato da Gianni è importante, cioè come ridare, cioè come donare un nuovo impulso evolutivo, trasformativo, dice Gianni, alle orchestre sociali, al lavoro che compiono, e come radicare, disseminare questa esperienza, insomma, che ormai è un'esperienza che ha una sua storia, un'esperienza che ha un retroterra importante e che insomma ha incominciato a definire dei metodi, probabilmente dei protocolli comuni, perché c'è chi lavora in questo campo, insomma c'è conoscenza reciproca, conoscenza di ciò che si fa, ci sono scambi. Io da poco mi sono affacciato appunto per il lavoro che mi è stato affidato su questo campo, e però quello che noto, insomma, è che è un'esperienza che incomincia ad essere matura, insomma, che si presenta già con una sua storia, e chi ci lavora, insomma, è attivo nello scambiare idee, nello scambiare esperienze, nel proporsi con suggerimenti, insomma. Tutto questo c'è. Quello che probabilmente manca è uno spazio un po' più solido, insomma, no? Che possa raccogliere le esperienze. Lo diceva questa mattina Gianni Nuti, cioè uno spazio dove si possano trovare, possono diventare documento per tutti queste esperienze, no? Repository, eccetera. Qualcosa, ecco, in questo può venire in soccorso la tecnologia, probabilmente, cioè uno spazio dentro cui possa trovare posto, documenti, materiali musicali, documentazione video. Diceva Pablo che a Barcellona, cioè lui ha sviluppato un progetto europeo, un progetto Erasmus, per cui appunto si è collaborati insieme ad un progetto di orchestra sociale nelle scuole, e alla fine obiettivo importante, fondamentale di questo progetto è quello di mettere in forma, diciamo, un protocollo, un dispositivo, un protocollo di come si lavora con un'orchestra sociale, cioè di come un operatore possa essere attivo con un senso, diciamo, progettuale di quello, condizioni di quello che sta facendo, e quindi alla fine sarà messo a disposizione di tutti questo. Probabilmente queste cose sarebbero molto utili proprio per... No, se lo devi mettere, guarda. Lo scarico. Sì, probabilmente questa è una cosa molto importante per ovviare al senso di essere isolati, separati, cioè di non essere raccordati, no? I momenti come questo convegno sono importantissimi, sicuramente,
sarebbe utile avere uno spazio che raccolga materiali, insomma, che possa essere qualcosa a cui fare riferimento, da consultare per ricavare supporto, sostegno, insomma un luogo di scambio costante. La tecnologia su questo probabilmente sarebbe utile, che qualche soggetto si incarichi di costruire una infrastruttura di questo tipo per le orchestre sociali, in modo che un operatore abbia anche, non solo tutto ciò che c'è già, ma anche quest'ulteriore possibilità per ricavare idee, supporto, per alimentare uno spazio di questo genere con la propria esperienza, no? Questo probabilmente rinforza il sistema, perché praticamente è in atto qualcosa, no? C'è un movimento comune, non è stato capitalizzato a sistema, cioè in una associazione generale che riunisca tutte le orchestre sociali, anzi so di storia in qualche modo di divisioni, insomma, no? Che sono intervenute dentro il sistema, ma il sistema c'è effettivamente, una volontà comune di agire in questo senso. Ora bisogna, al di là di cose calate dall'alto, uno strumento di questo tipo per esempio potrebbe essere molto utile. Un soggetto come la Fondazione potrebbe essere un soggetto interessato a un progetto di questo tipo, cioè di essere un braccio che aiuta il sistema in questo senso, o altri soggetti, o qualche soggetto all'interno del sistema che abbia la forza, la voglia e ricavi delle risorse per attivare qualcosa del genere, ma non per sé, diciamo per tutti, insomma, ecco. Un po' si sente? Sì, è lo scopo che si è proposta la Fondazione facendo il primo e adesso il secondo convegno, cioè rendere un servizio alla comunità. Questo è. Il problema vero è quello di raggiungere, di conoscere, no? Allora com'è possibile arrivare a tutti? Com'è possibile arrivare a conoscere tutte le realtà nazionali, in questo caso, che operano in questo senso? Adesso, al di là del fatto che dobbiamo definire che cos'è un'orchestra sociale, qual è la figura dell'operatore, quale formazione dare, chi organizza, cosa fa, questo adesso lo faremo con questo gruppo di lavoro di queste persone di buona volontà che sono qui a questo tavolo, proporremo ovviamente. Ma il problema è fare una mappatura di quello che esiste e mettere insieme le persone. Come raggiungere tutti per proporre queste cose? Perché ci sono tante realtà nascoste. Allora, non so, Associazione Nazionale dei Sindaci, l'ANCI dei comuni italiani, oppure i vari presidenti delle regioni che possono fare delle call, delle chiamate. Ecco, questo è importante, cioè intanto mappare quello che c'è. Noi nel frattempo lavoriamo su linee guida, come dire, una struttura teorica, fra virgolette, che poi si basa sulle esperienze ovviamente, però bisogna fare rete e la rete deve essere nazionale. Certo, cominciamo noi che già cominciamo a essere parecchi, insomma, no? Però per essere convincenti bisogna essere in tanti. Sì, se posso. Sì, non so se quello che dirò sarà una provocazione o meno, però io ho un sogno, cosa vorrei di più. Perché forse sono rimasto un sognatore e sono legato al sogno di Berlinguer, del ministro Berlinguer. Noi forse siamo, se non vado errato, siamo l'ultimo dei laboratori rimasti di quella famosa legge. E io allora lessi quella legge in questo modo. Non tanto le scuole di musica o la scuola di musica, la musica a scuola. Perché poi, ma senza nulla togliere a tutte le realtà che fanno musica in Italia, l'unico modo, secondo me, per raggiungere ogni singolo bambino in Italia è attraverso la scuola pubblica. La scuola dovrebbe essere l'orchestra sociale di ogni singolo bambino italiano. Allora, e poi chiaramente
con tutte le interazioni possibili e immaginabili, delle associazioni, fondazioni e quant'altro, perché poi comunque la scuola da sola non ce la fa. Ma noi già dovremmo avere in qualche modo nella scuola quello che per esempio in Spagna non c'è. In Spagna non hanno l'ora di musica a scuola obbligatoria, non c'è. Da noi c'è ancora, ma quegli insegnanti di musica che si formano nei nostri conservatori e che si formano magari anche nelle nostre realtà, che escono, io ne ho parecchi che sono usciti dalla mia realtà che oggi insegnano musica, si ritrovano nelle scuole ad essere da soli, abbandonati, non hanno uno strumento, non c'è un'aula, uno spazio vero dove poter per esempio fare musica, e devono riuscire ad incastrarsi con le loro attività eccetera all'interno di tutto ciò che è molto più importante nell'immaginario collettivo che il far musica, e cioè l'inglese, la matematica e quant'altro. E il riconoscimento di quello che dicevi prima Roberto non avviene solo per il fatto che facciamo musica così come lo stiamo facendo da anni, con dei risultati magari straordinari e quasi sempre sul volontariato, ma lo dobbiamo fare anche quotidianamente, e i nostri ragazzi oggi lo stanno toccando con mano, lo dobbiamo fare ogni giorno, quotidianamente, nei confronti di colleghi che per esempio insegnano, si diceva ieri sera, no? Insegnano l'Ariosto, insegnano i versi del Monteverde senza sapere chi era Monteverdi, o senza sapere che quasi tutto ciò che appartiene alla letteratura italiana era musica, era in musica. Per cui c'è veramente un grandissimo lavoro da fare, ma partendo secondo me dalla scuola pubblica, che poi diventerà scuola di tutti, ma non per farne tutti musicisti, non è questo lo scopo. Voi lo sapete, non voglio ripetermi, nella mia realtà abbiamo un paese di 9.000 abitanti, abbiamo 1.500 bambini che fanno musica, tutta la comunità scolastica fa musica all'interno dell'orario scolastico, in orario extrascolastico, ed è un progetto, perché poi alla fine il rischio è quello di fare musica a progetto, e invece io vorrei che fosse un progetto di vita, e non facciamo il progetto 3 mesi, 4 mesi, abbiamo toccato, che ne so, 2.000 bambini in 25 scuole, 30 scuole diverse, ma l'anno dopo di quei 2.000 bambini forse ce ne sono 3 che continuano, ma ne avrò altri 2.000 che faranno comunque sempre 3 mesi. E invece una comunità scolastica che comincia dall'infanzia e arriva perlomeno ai 14 anni, io ho la garanzia che almeno per 10 anni quei bambini fanno un'attività continuativa di esperienza di musica, che è una cosa diversa. Quindi cosa sogno e cosa mi aspetto? Questo, che ogni singolo bambino italiano abbia questa possibilità di fare almeno per 10 anni, fino ai 14 anni, musica, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no. Yo quería hacer una pregunta, porque en realidad el debate o la tabla redonda es para hablar de la orquesta social. Volevo fare una domanda, perché questa tavola rotonda è per parlare delle orchestre sociali. Y la pregunta entiendo que es ¿cómo damos continuidad a una orquesta social? La domanda è come facciamo a dare continuità alle orchestre sociali. En la experiencia del Erasmus que hemos fatto con Pescara y Porto, la primera pregunta que hicimos fue: ¿cuál es tu situación? Tú tienes un proyecto dentro de una escuela de música y haces una orquesta dentro de una escuela de música, pues tu futuro dependerá de los recursos que le den a la escuela de música. Los profesores están pagados, el Estado asume la escuela de música.
Nel progetto che ha fatto con Erasmus tra Pescara, Porto e Barcellona, la prima domanda che si sono rivolti è la natura dell'orchestra sociale che avevano fondato. Dunque lui dice: se la tua scuola nasce, se l'orchestra nasce all'interno della scuola, dipenderà sempre dai fondi della scuola. Questo è una ventaja. E questo è un vantaggio. Pero tú no podrías ser un partner de questo progetto. Ma tu non potrai mai essere un partner di questo progetto. Segundo, tu proyecto es un proyecto que funciona dentro de la escuela como un proyecto complementario fino Giulio, Giuni, fino a estate. La seconda possibilità è che il tuo sia un progetto partner della scuola, come un progetto complementare, e tu arrivi a insegnare fino alla fine di giugno, all'inizio dell'estate. Si questo es el caso, no puede ser nuestro partner. Se è questo caso non può essere un nostro partner. La tercera pregunta era, ¿tú eres una asociación, una fundación, un loco soñador? La terza domanda è: tu sei un'associazione, una fondazione, un pazzo sognatore? Que armas una orquesta, un coro, un grupo de campanas, y eso en un centro comunitario, en un barrio. E magari tu sei uno di quelli che hanno formato un coro, un'orchestra, un gruppo di campane in uno di questi centri comunitari di quartiere. Y esta orquesta o este combo o este grupo se convierte en un icono dentro del barrio. E questa orchestra si converte in un'icona iconico all'interno del quartiere. Sí, yo soy ese. Tú eres nuestro partner. Certo, questi sono i partner delle orchestre. Porque es una organización que depende de sí misma. Entonces, aquí sí viene la pregunta, porque si yo estoy en una escuela, la escuela me paga a mí para yo hacer este trabajo. Ahora, si la escuela me paga a mí, perché se tu sei in una scuola e la scuola paga te per fare questo lavoro, pero si la escuela me paga a mí y yo me voy cuando acaban las clases, se io me ne vado quando finiscono le lezioni, perché la scuola mi ha pagato per fare le lezioni, hago lo correcto, esto es lo correcto. Pero si yo me quedo después de la escuela y me pongo a formar una orquesta y le abro la puerta a través de esta orquesta a niños de todo el barrio, esto es diferente. Certo, dice, se invece io poi resto dopo l'orario scolastico, apro le porte ai bambini del quartiere e formo un'orchestra libera per i bambini del quartiere, questo è un altro concetto ed è un altro tipo di orchestra. Entonces, esto es para nosotros una orquesta social que las escuelas de música, los conservatorios, el gobierno, artistas, profesores colaboran con esa orquesta para que siga adelante, como voluntarios, como lo que sea. Entonces, sì, lui dice, per me il concetto di orchestra sociale è questa, nell'extrascolastico a cui le scuole, le università, i conservatori e le istituzioni tutti collaborano perché viva questo tipo di realtà. Esto es lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Barcelona y en algunas partes, en Madrid, donde también está Voces, es lo que pasa. Pero no sé cómo es en Italia. En Pescara se hizo la orquesta de cero. Nos fuimos a unos barrios y llamamos a los niños. No fuimos a la escuela de música, capito, porque en la escuela de música, yo no estoy criticando las escuelas, en la escuela de música los niños que están allí no tienen necesidades, porque pagan, les compran un instrumento bello, tienen su padre y su madre, incluso son capricciosos. Sì, lui dice, hanno aperto questa orchestra a Pescara da zero, andando a chiamare i bambini nelle strade
e dice io non ho niente in contrario alle scuole di musica, ma spesso i bambini delle scuole di musica hanno già lo strumento, i genitori, la vita risolta e sono anche un po' capricciosi, sono gli altri che hanno bisogni. En Barcelona la orquesta se ha convertido en un ícono porque es una orquesta que sale de los... Yo he ido, los niños fueron por primera vez a tocar con pequeñas huellas y eran niños de barrio, no eran niños de escuela de música. Sì, la prima volta che i suoi ragazzi sono usciti da Barcellona per andare a incontrare altri sono venuti da noi a Torino a suonare con i ragazzi di Pequeñas Huellas e non era una scuola di musica ma erano ragazzi di quartiere. Y su primer impacto fue, ellos tocan mucho, yo no puedo tocar eso. Certo, la prima reazione dei suoi ragazzi è stata di dire ma loro sono bravi, già sono avanti, io non posso suonare così. Y yo les dije, ustedes pueden. Porque todos en la música somos iguales. Y se quedaron. No me creían, pero... Sì, lui ha risposto, voi potete perché nella musica siamo tutti uguali e tutti possiamo raggiungere quel livello. Y al final del primer encuentro con Primeras Huellas, todo era felicidad. Certo, alla Y acabaron tocando. L'incontro è finito con tutti, suonavano Danzón con Arturo Márquez, tutti, ce l'hanno fatta tutti. Y ahora Cuesta Orquesta en Barcelona estamos fachando Sherazade de Rimski-Kórsakov. Y los niños de las escuelas y los conservatorios ya hay apuntado desde el mes de enero 16 niños y niñas que vienen del Conservatorio Superior a tocar Sherazade con los niños del barrio. Dice che adesso la sua orchestra suonerà Sherazade di Rimski-Kórsakov e si sono già puntati 16 ragazzi dal conservatori limitrofi che vogliono andare a suonare con loro in orchestra. Para nosotros esto es una orquesta social y entonces claro, mi pregunta es ¿qué es una orquesta social en Italia? O si todas vuestras experiencias súper valiosas se quieren sumar a la creación, que no es fácil, de una orquesta social en el corazón de un barrio. Certo, lui dice che allora la domanda per lui resta questa, che cos'è per noi italiani un'orchestra sociale e se per caso non abbiamo voglia che le nostre associazioni tutte le nostre figure non vogliano unirsi per fondare orchestre di quartiere, uniformando il percorso. Io posso dire, tu hai finito? Io ho finito. Allora, io volevo dire una cosa soltanto, che già dall'anno scorso non c'ero, ma mi sarebbe piaciuto aggiungere a orchestre sociali orchestre ad azione sociale, perché io penso che le orchestre siano di per sé un fatto sociale e forse la differenza la possiamo trovare. Io credo che tutti i bambini abbiano bisogno, forse a maggior ragione quelli capricciosi perché nessuno vede il loro disagio. Noi abbiamo per esempio tantissimi ragazzini in un quartiere, lavoriamo con ragazzini immigrati, quindi il loro disagio è evidente, ma altrettanto è evidente il disagio del tablet, del cellulare, dell'assenza dei genitori. Quindi io penso che tutti i bambini a 360 gradi abbiano diritto ad accedere a questi nostri progetti, 1. 2, penso che sia importantissimo entrare nelle scuole a 3 anni, perché è solo lì che li prendi subito. Se tu aspetti che il disagio si sia manifestato è molto più difficile riuscire a riscattare. Quindi serve tutto purtroppo, cioè serviamo tutti a 360 gradi e io penso che noi ormai ce la siamo raccontata per tanti anni, quindi tutti sappiamo cosa si deve fare per intervenire. Ci servono 2 cose, cioè ci servono da un lato le istituzioni che possano aiutarci a fare questa mappatura territoriale e riconoscerci tra noi, siamo tantissimi fra l'altro, noi andremo avanti lo stesso, questa è la forza dell'Italia, forse, cioè noi andremo avanti lo stesso, credo che nessuno di noi smetterà di fare mai quello che sta facendo, ma sarebbe tanto più efficace il fatto di avere istituzioni che ci potessero, come chiedevate prima Gianni, per esempio ho chiesto a lui, sindaco d'Italia, sindaco d'Aosta, aiutarci a studiare un protocollo ricopiabile, cioè un modello che poi possiamo offrire ad altri sindaci, che lui vada ad altri sindaci e dire guarda noi stiamo studiando questo, noi oggi abbiamo bisogno di questo, di voi, perché noi ci siamo da tantissimo tempo. Es que de hecho me doy cuenta que en Padova
la tradición en 1800 era absolutamente social. Sì, certo. La escuela nace con un alto sentido de acción y de rescate social. Si è reso conto dal racconto di Fachin che l'Università di Padova era già il conservatorio, sì, questa scuola di musica, il conservatorio in realtà, è già di riscatto sociale. E da quando? Da che data era? In Italia è tutto così, in Italia siamo... Per questo dico, noi non smetteremo mai di essere quello che siamo. El maestro Abreu decía que la primera persona que hizo un trabajo de acción social fue Vivaldi. In realtà è stato San Filippo Neri, molto prima. Se posso? No, volevo dire questo. Quindi siamo di fronte a un classico problema molto complesso. Ora, per un verso abbiamo quindi diversissime realtà, diversissimi contesti che vanno dall'associazionismo alla scuola dell'obbligo, fondazioni, eccetera. Scuole di musica di varia provenienza. Da questo punto di vista dovremmo partire, qui hai ragione, dal cercare di condividere il che cosa intendiamo per orchestra sociale, o qui chiamiamola Pinco Pallino, non è quello il punto, però dobbiamo convergere intorno a un'identità. Bisognerebbe fare uno sforzo in questo senso, per dire, perché siccome ci siamo detti stamattina che le didattiche contano, potremmo dire, ma faccio solo un esempio, il primo che viene in mente è banale, quindi laddove si fa solfeggio parlato non va bene, non so se condividete, ma più o meno orientamenti del genere, cioè ci sono delle condizioni sine qua non affinché l'azione che andiamo a fare sia un'azione che, essendo corretta, dunque è educativa, dunque è anche sempre in grado di incidere sui disagi, plurale, i disagi sociali, perché qui hai fatto bene a ricordare, lo ricordava Claudio Bago fino nel suo primo scritto, se vi ricordate, all'origine del sistema, quando dice attenzione anche il ragazzino con, tu dicevi lo smartphone, insomma il concetto è quello, quindi noi siamo di fronte a varie forme di disagio, non c'è dubbio. Laddove la musica può contribuire ad agire educativamente, cioè a trascinare con sé verso, allora dovremmo dipingere quali sono i principi che condividiamo affinché possa essere definita, chiamiamola pure orchestra sociale. Bene, quindi una serie di precondizioni. A questo punto direi che dovremmo prendere atto della molteplicità dei contesti in cui questo può accadere. Ve ne dico subito uno inaspettato. Ciò che Gabriele Angela ha presentato prima di andare a pranzo proviene addirittura dal conservatorio. Ora, niente sembrerebbe più lontano da tutto ciò che stiamo dicendo dai conservatori, che per definizione già il nome conservatorio depone male. Quindi il conservatorio dovrebbe essere... Invece, per una storia che è la storia di Reggio Emilia, eccetera, eccetera, è successo questo. Vi dirò di più, che io, che ho insegnato fino a 2 mesi fa al Conservatorio di Mantova, un altro conservatorio, prendendo a modello quella che era stata la mia esperienza a Reggio Emilia, sono riuscito, ma non da solo naturalmente, a far sì che all'interno di un altro conservatorio è stato possibile non soltanto costruire un percorso di corsi di base che mettono al centro il suonare insieme, cioè per cui che corrisponderebbe almeno in parte, immagino, a quelli che potrebbero essere i principi condivisi a cui facevo riferimento prima, ma è stato possibile farlo con i finanziamenti del conservatorio e anche agendo
in maniera, io credo, proprio corretta sul piano del reclutamento. Non stiamo dicendo che l'insegnante di trombone AFAM va a insegnare flauto ai bambini di 6 anni. No, è stato fatto un lavoro serio, diciamo, sul reclutamento. Ora, dico questo perché voglio anche denunciare, penso che dobbiamo denunciare il fatto che invece in quasi tutti i conservatori italiani, io ho fatto una piccola ricerca ma soltanto online, insomma bisognerebbe farla in maniera più seria, quasi tutti i conservatori, e probabilmente perché sono a corto di allievi, stanno attivando dei corsi di base fatti scandalosamente, spesso appunto gli insegnanti di trombone che va a insegnare ai bambini di 6 anni, eccetera, no? Ora, però questa è una realtà che si sta muovendo e anche questa andrebbe monitorata, diciamo così. Questo per portarvi un esempio limite di quanto sia complessa la situazione. Secondo me dovremmo agire così. Bisognerebbe definire, provare a vedere se riusciamo a condividere il che cos'è, le condizioni sine qua non, dicevo prima. B, mappare la situazione in tutta la sua complessità, vedere se questa complessità può ritrovarsi intorno a una sorta di rete, neanche voglio parlare di sistema che è fin troppo, una rete molto leggera per cui sia possibile dei momenti di ritrovo, di studio e di scambio di esperienze, e quando hai questa rete ti vai a bussare, allora sì, al Parlamento, al politico, all'ONU, per avere un riconoscimento. E in che cosa potrebbe consistere? Prima si parlava di corriere. Sì, proprio le corriere. Perché se noi diciamo che è importante, che uno degli condizio sine qua non è che un'educazione musicale è tale, noi diciamo, se mette al centro il fare musica insieme, cioè l'orchestra in sostanza, no? Ma allora un'orchestra deve suonare, cioè deve avere occasioni per suonare. Un'orchestra se non suona, faccio per dire, potrebbe essere una delle altre condizioni, almeno una volta al mese, allora non è vero. Bene, allora si tratta di pensare che quando produciamo qualche cosa deve poter girare. E allora provate a immaginare cosa succede se i vari gangli di questa rete vedono costantemente passare lì sul loro piccolo palcoscenico anche le produzioni che vengono fatte in altri contesti. Insomma, le corriere, dicevo, cioè sostenere come dire, il movimento, il passaggio e la crescita attraverso l'ascolto reciproco tra queste realtà. E il pubblico, dico i decisori politici, dico il governo, qualcosa del genere, questo dovrebbe sostenere, cioè che la rete viva, perché è ovvio che se ognuna delle realtà si ferma solo su se stessa o muore quando la spinta originaria si spegne per qualche motivo, no? Come dicevi tu, Gianni. L'unico modo per tenerli in vita è che stiano in relazione, ma la relazione ha bisogno di un sostegno, altrimenti non riesci a relazionarti. Questo è il ruolo del pubblico. In tutta la complessità che stavo raccontando, e non c'è dubbio che al centro, forse addirittura al centro, va pensata la scuola dell'obbligo, come dicevi tu, Beppe, con il piccolo problemino che quella finisce. Quindi il problema è dare, non soltanto bisogna continuare anche d'estate, per dire, ma cosa succede dopo che hai finito la SMIM? No? Anzi, non si chiamano neanche più così, è lo stesso. Adesso faccio un esempio, cioè il problema è dar continuità, l'urgenza che noi abbiamo è dare movimento, passaggio di informazioni, confronto e continuità. Sì. Credo che sia sconnesso, non vedo più Andrea Gargiulo. Magari avrebbe potuto intervenire, ma non lo vedo. Sì. Io diciamo che sono state dette delle cose molto importanti.
Quello che io noto, visto che vorrei tornare un po' al tema, al suggerimento di Gianni, cioè di cosa si ha bisogno. Allora io parto dalla mia esperienza, dall'esperienza nostra dell'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli. A noi manca un collegamento istituzionale con le realtà che si occupano dei giovani. Mi spiego. Venne Penelope Cruz a Napoli, noi facemmo un concerto perché Carpisa prese Penelope Cruz per uno spot e voleva fare questo concerto. Lei rimase molto entusiasta, noi facemmo questa cosa, si riprese tutto e venne il sindaco. Io vidi il sindaco che arrivava di là, io gli saltai letteralmente addosso, non gli disse nemmeno buonasera e disse: sindaco, lei ci deve mettere in contatto con gli assistenti sociali perché abbiamo alcuni bambini che non hanno nessuno e abbiamo bisogno di questo contatto. Cioè proprio secco, proprio senza... Lui ci mise in contatto con l'assessore allora, Gaeta, la quale dopo qualche mese ci ricevette e ci mise in contatto con gli assistenti sociali e lì si fermò tutto. Io e Mimmo, insieme al presidente Enzo De Paola, non posso contare le volte che siamo stati dagli assistenti sociali per segnalare delle cose e ce ne siamo scesi sempre frustrati perché non hanno dato risposta. Hanno detto semplicemente c'è una risposta tipo ci sono casi peggiori. E questo fatto, lì si ferma tutto. Ma se io vado a pronto soccorso con un braccio rotto, dico guarda c'è sta un altro con l'infarto, ti posso curare? Cioè mi curano. Questo è il fatto. Quindi il primo punto. Allora, riguardo ho detto un caso particolare, forse è stato anche fuori luogo, però rispetto a quello che si diceva, cioè cos'è un'orchestra sociale, intanto bisognerebbe uscire da un'immagine orografica dell'orchestra, perché veramente c'è questa immagine così da Biancaneve 7 nani che guaglione che suonano e non è questo, perché l'abbiamo ampiamente sviscerata questa cosa oggi. Quindi c'è bisogno di definire bene cos'è e qual è la sua funzione e quali sono le ricadute positive. In questo senso forse noi potremmo elaborare un testo collettivo, una pubblicazione collettiva, dove ognuno di noi dice come abbiamo fatto oggi e si comincia a elaborare un certo pensiero. Perché la questione della scuola va benissimo, io ho avuto un'esperienza nella scuola di fare questo, assolutamente fallimentare. Perché è stata fallimentare? Non per la scuola. Allora, dipende dai collaboratori. Se ti aprono o non ti aprono. È terribile. Tu vedi i bambini che stanno là, che vogliono, ma non ce le danno, non le danno. Capito? Perché entra in gioco il sindacato che dice che noi è il collaboratore che lo deve fare, perché altrimenti si toglie il lavoro al collaboratore. E no, è seria la cosa. Infatti noi andiamo avanti perché noi stiamo all'interno di alcuni locali della scuola, indipendenti dalla scuola, abbiamo le chiavi e non dipendiamo da nessuno. Allora sì, capito? Però non abbiamo il collegamento, sarebbe molto bello questo. Perciò come diceva anche, è necessario vedere i singoli contesti e come si può coniugare nei singoli contesti. Dove sei tu sei fortunato che si può fare, dove siamo noi non si può fare. È così. Non è questione di fortuna. Non volevo parlare. No, solo 30 secondi. Non è questione di fortuna, perché nella mia realtà ci sono gli stessi problemi. È chiaro che io non ho accettato di morire in silenzio, cioè io ho combattuto e ho fatto in modo che... Ma tu insegni nella scuola? Ma certo, io sto dicendo questo, io sono un insegnante di scuola pubblica e in Italia ci sono centinaia di insegnanti di musica come me di scuola pubblica che magari o non hanno il mio carattere o non hanno, o non sanno come è possibile risolvere i
i problemi dei collaboratori che non aprono o del preside che cambia e quindi magari preferisce fare altro piuttosto che quello, e le soluzioni potremmo dargliele, visto che noi nella nostra realtà le abbiamo trovate. Ti dico, una soluzione è stata quella di fare intervenire l'associazione, e quindi il mondo dell'associazionismo esterno sicuramente è importante, che subentra alla scuola nel momento in cui l'orario scolastico dei collaboratori finisce, subentra e tiene aperta la scuola fino alle 9-10 di sera tutti i giorni. Ma aspetta, no, ma non esiste, no, non esiste. Nel momento in cui finiscono c'è una collaborazione, c'è una convenzione tra associazione, scuola, comune e quant'altro, ma per gestire un progetto che è della scuola. Allora, scusate, però forse dobbiamo un attimo fare un po' di ordine per rispondere anche a quello che diceva lui. Allora, e per capirci, Laudani parlava della scuola pubblica perché nella scuola pubblica vanno tutti i bambini italiani, va bene? Ovvero una popolazione di 8 milioni di bambini in Italia, parliamo di questi numeri. Quindi non è che si parte dalla scuola pubblica, non è che la scuola pubblica vuole essere prioritaria, però forse appunto non hai spiegato bene che intanto con la scuola pubblica si possono raggiungere tutti i bambini, non basta. E allora queste orchestre sociali, per agire nel sociale, devono avere nella società qualcuno che fa da tramite e che avvicina questi due mondi. Va bene? Questa è un po' la soluzione. Quindi se noi vogliamo definire che cos'è un'orchestra sociale, è un'orchestra che agisce nella società, e siccome della società fa parte sia il pubblico che il sociale, appunto, privato, chiamano come ti pare, associazionismo, fondazioni, quello che c'è, allora questi due mondi devono collaborare, va bene? Allora, la scuola ha 8.000 istituzioni, proprio case dove poter lavorare, ce ne sono 8.000 di spazi in Italia dove poter fare qualcosa. Lascia perdere che non c'è il laboratorio, ci sono le aule, non ci sono gli strumenti, diciamo che ci sono degli spazi. Le associazioni di loro contro hanno le loro possibilità, i loro spazi. Se noi mettiamo insieme, grazie a qualcuno che si mette in mezzo e che mette in contatto queste persone, che dovrebbe essere il governo di questo paese, ma ovviamente per i problemi che abbiamo detto non abbiamo Abreu noi, no? Nei nostri governi non ce l'abbiamo, però se qualcuno ci si mette in mezzo e cerca facciamo in modo di far collaborare questi due mondi, coprogettando insieme pubblico e privato, mettendo insieme le risorse pubbliche e private, mettendo insieme le menti pubbliche e private, le professionalità private, dico private per non dire associazioni, allora viene qualcosa di potente. Però con il fine quale? Il fine di cambiare una società, di incidere nella società. Allora la scuola purtroppo perché non incide? Un po' per mancanza, come dire, di formazione continua e costante di docenti, perché i docenti purtroppo non sono ancora aiutati a livello centrale nella loro formazione. Un po' perché la scuola chiude. E poi c'è una società che va in un altro modo. Ci sono i social, ci sono i media, c'è un'educazione che va in un altro mondo e quindi lì la scuola non c'entra ancora purtroppo. E quindi mettere insieme questi due mondi è importante. Come farlo è molto difficile, ma noi possiamo partire con degli esempi più piccoli e quindi fare buone pratiche. Esemplari. Sì. Brevissimamente, no, sarò telegrafico, più o meno. Sì. Allora, un'esperienza fatta 2 anni fa, c'era un progetto del comune di Padova che si chiamava Scuole Aperte, c'è stato, che aveva durata 3 anni, e noi presentammo un progetto di aprire l'educazione musicale, aprirla a tutti per fare musica insieme, in cui la parte per piccoli gruppi eccetera era funzionale alla musica d'insieme, e soprattutto era un progetto di continuità, quindi chi usciva dalla terza media andava fuori
in questa maniera veniva tenuto a fare musica con gli altri e naturalmente si apriva anche al quartiere, nel senso che se c'era gente che aveva voglia di fare musica veniva inserita all'interno, bambini compresi, partivamo dalla terza elementare. Allora, all'inizio abbiamo avuto problemi perché bisognava tenere aperta la scuola. Allora, se era in orario scolastico pomeridiano c'era l'assistente, quindi il collaboratore. Dopo avremmo dovuto pagarlo noi fino all'ora di chiusura della scuola. Vabbè, fin qua, niente di male. Il problema era che con il dirigente scolastico, che era cambiato nel frattempo, c'è stata difficoltà anche con i colleghi di musica, soprattutto con la parte della SMIM, che non capivano bene questo progetto, colpa forse anche nostra di averlo poco condiviso. Poi c'è stato il Covid che ha chiuso di nuovo, per cui alla fine questo progetto si è smorzato, è diventato una scuola di musica, non era quello che c'era. Il problema si è smorzato poi con il Covid, dicevo, per cui è diventata una scuola di musica normale, privata, per un paio di corsi. Il problema però è anche questo molto spesso, che aprire una scuola, che sarebbe quello che nella volontà di tutti, comprese nelle volontà delle ultime cose del governo, anche c'era, in realtà ha a sua volta degli altri problemi crea, tra cui quello degli assistenti, eccetera. E è vero che nelle palestre, diceva prima Gianni, non c'è questo problema, ma le palestre sono separate dalla scuola, per cui può essere data la chiave. Mentre molto spesso le scuole non hanno questa possibilità di compartimentare gli aspetti, quindi c'è un problema di responsabilità legale. L'altro aspetto è che appunto sarebbe interessante avere dei progetti di continuità e questi progetti sono molto più difficili da portare avanti. L'altro elemento che mi ricollego a quello che diceva il collega di Mirandola è quello della formazione. E il problema della formazione degli insegnanti di musica, eccetera, che abbiano un'idea che se vanno in certe situazioni sociali devono avere degli altri obiettivi. È un problema che non è facile da risolvere, in termini proprio di formazione. All'università lo sa bene che chi scrive, ad esempio, per la divulgazione, quello che ha scritto viene poco considerato ai fini, ad esempio, della professione accademica. Quindi c'è un problema anche di riconoscimento della professionalità. È vero che noi ci dedichiamo alle questioni sociali, ci dedichiamo alle persone che sono, diciamo, degli amatori, però siamo dei professionisti. Ecco, il problema è anche questo del riconoscimento della figura professionale di chi fa queste cose, e questo è un altro problema che tocca proprio il governo, tocca la scuola e tocca quelle scuole che sono di formazione professionale. Quindi è un problema generale che va a toccare una serie di altre situazioni e quindi questo è da risolvere e credo che questo sia il momento di portarlo avanti, un momento un po' difficile, un po' critico, però questo secondo me è il momento di portare avanti questo discorso, perché allora in questo modo avremo continuità, daremo continuità a queste strutture, nel senso che quando noi andremo in pensione, io sono già in pensione, ma quando voi andrete in pensione dalla scuola ci sarà qualcuno che oltre a voi potrà continuare e potrete avvalervi di persone che sono formate, preparate, magari avranno fatto tirocinio con voi e quindi potranno portare avanti e anzi aumentare la portata di queste strutture. Mi fermo qui. Sì, non so se il collega voleva... Sentite meno bene, in realtà vedo moltissimo le osservazioni che anche stanno avvicinando, soprattutto quella di Annalisa Spadolini. Io ho fatto una sintesi secondo me estremamente lucida, cioè il fatto che non si possa pensare di prescindere da una delle realtà, ma considerare le realtà come ovviamente utili e quindi creare una sorta di sintesi tra il pubblico e il privato dopo aver fatto un monitoraggio, insomma, attento. No, aspetta. No, così senza viva voce non si sente. Scusa un attimo. No, non fa niente, cioè, posso non fare l'intervento, non c'è problema. Mi senti, Isabella? Sì, adesso ti sento. Prova ancora. Ok. Allora sì, dicevo, praticamente è stato detto già tutto quello che penso, soprattutto da Annalisa, da Peppe, insomma da Paolo, sono stati riportate la sintesi di ciò che effettivamente secondo me si dovrebbe fare, dato che le realtà sono eterogenee, diverse, variegate,
effettivamente effettuare un monitoraggio per riuscire a creare una sintesi tra... Andrea, fermati un attimo. Andrea, guarda, io riferisco, faccio l'interprete simultaneo. No, ripeti quello che hai detto gentilmente. Col microfono. Ecco, condivide le osservazioni di Annalisa in merito di Beppe, di Paolo. Ok, soprattutto sul fatto di monitorare una sintesi, creare una sintesi tra il pubblico e il privato. Perché il privato sociale oggi non deve supplire al pubblico, ma deve integrarlo. Quindi esistono delle realtà di monitoraggio e rafforzamento necessarie. Chi l'ha detto? E poi bisogna ovviamente intervenire per diffonderle, quello che abbiamo detto un po' prima. Sì, va bene. Adesso per il momento chiude così. Sì, l'ultima cosa che volevo dire io a proposito di che cosa ci serve, sposto un attimo l'attenzione per un attimo su questa cosa qua, perché dopo ho paura che se no non abbiamo più il tempo. A noi serve formazione, ma non formazione a noi. Formazione a noi sicuramente sì, perché io sarò in formazione sempre, permanente. Ma ci serve condividere le nostre esperienze per far fare formazione ai ragazzi che stanno venendo su. Cioè io sento proprio fortissimo l'esigenza a me piacerebbe che i miei ragazzi andassero a Barcellona e potessero fare un'esperienza con lui, ma non di suonare in orchestra, di andare nelle scuole. Mi piacerebbe che andassero da Sabina, mi piacerebbe accogliere i ragazzi che insegnano quelli di Sabina, mi piacerebbe che ci fosse un campus di 3 settimane d'estate dove ormai io ne ho 12 ragazzi che insegnano di quelli che erano dentro. Adesso ne ho 12, il prossimo anno se ne aggiungono altri 4 e potrebbe essere, allora già io avere la possibilità di mandarne 7-8, 4-5, 7-8, allora diventiamo tanti, allora diventiamo un numero perché questi ragazzi entrano nelle scuole, allora dopo diamo i piccoli esempi, iniziamo da poco. È quello che facciamo poi noi abbiamo invertito la piramide cosiddetta abbiamo invertito la piramide dell'educazione musicale, no? Orchestra subito significa che sai fare le corde vuote subito dentro in orchestra. La stessa cosa con i ragazzi che iniziano a poter insegnare. Mettiamoli subito, facciamoli subito e poi pian pianino li costruiamo le competenze andando avanti, gli diamo le competenze cognitive, gli diamo le competenze didattiche, gli diamo le competenze metodologiche, ma intanto li facciamo fare esperienza di che cosa significa essere davanti a un gruppo di 3 ragazzini, 4, 5 ragazzini. Per esempio con Beppe stiamo organizzando un campus comune adesso d'estate a luglio e noi ci portiamo dietro i ragazzi. Abbiamo alcuni docenti, ma i docenti monitorano il lavoro che fanno i ragazzi con i ragazzi. Noi, secondo me, tra i bisogni che abbiamo i bisogni di condividere queste cose, perché noi siamo entità singole, con metodologie tutte diverse, con esperienze tutte diverse che fortunatamente noi abbiamo condiviso e stiamo condividendo. Ma quanti ce ne sono che avrebbero bisogno di questo tipo di condizioni? Ecco, quindi sì, esatto, e poi, ma questo rientra da un punto di vista sociale, entra nell'occupazione giovanile, entra cioè parlavamo prima. Il collega di Loreto diceva che
venivano da una storia bandistica con strumenti, un patrimonio di strumenti importante. Noi nella nostra realtà abbiamo dovuto investire 70.000 euro di strumenti perché non li avevamo, e quei 70.000 euro non ce li ha dati nessuno. Sì, anche noi continuiamo a fare concerti, continuiamo a comprare strumenti con i concerti che facciamo, paghiamo i docenti con i concerti che facciamo. Però il discorso rimane quello, rimane anche il fatto che io, da un punto di vista anche di genitore, da un punto di vista di educatore, perché io mi considero sempre un educatore oltre che un musicista, il concetto è: quante persone sforniamo tutti gli anni dai conservatori? Che cosa farà questa? Quando un ragazzino a me mi dice: maestro, ma secondo lei posso andare in conservatorio? Io posso fare la strada del conservatorio? È logico che io lo spingerò sempre, ma la vocina dentro di me è logico che mi urla: sì, ok, tu vacci, ma tra 10 anni che cosa farai? Cioè ti trovo a fare il magazziniere al supermercato della Conad? Cioè questo, no, esatto. Però ci sono quelli talenti. Sì, no, è vero, ma lo so benissimo. Ieri sera l'abbiamo posta. L'università, quando io sono stato all'università, io ho avuto un libretto dove si diceva quali sarebbero state le opportunità lavorative del mio corso. In dei conservatori questo non si fa. Abbiamo classi di, fagotto e sono vuote, e classi di pianoforte, 25 classi di pianoforte. E questo fa perché oggi io ero bambino e andavo con mio padre che scriveva canzoni nella galleria, nelle case c'erano pianisti così che servivano per i cantanti. Oggi si va con la USB, quindi c'è il settore, c'è strumento e strumento. Oboi, c'è stata a Napoli la classe di oboe per anni vuota, cioè uno così. E quando poi però non parliamo posso, di questo, non andiamo fuori tema, perché posso dire non dobbiamo parlare adesso di che cosa faranno i ragazzi. Stiamo parlando di una società migliore, quindi dobbiamo assolutamente, no, devo dire una cosa, scusate, il problema poi comunque, e qui sono solo problemi a quanto pare, non è poi tanto, è vero, la metodologia, dobbiamo metterci d'accordo, che cos'è un'orchestra, come ci facciamo ad organizzare, come creare esempi da portare avanti, e va bene. Il problema, vi pongo questo, qui parliamo di inclusione. Allora, noi stiamo parlando di realtà felici, evolute, di realtà dove abbiamo sperimentato con una certa facilità, con molto impegno, ma anche creando delle connessioni, voi avete, anche io forse mi ci metto, abbiamo lavorato in un certo modo, ma guardate che a livello nazionale l'inclusione non esiste, cioè, soprattutto nella musica non esiste. E quindi qua dobbiamo creare una società che capisca che con la musica si deve essere inclusivi. Vi faccio solo questo esempio. Abbiamo da poco, io e altre persone, abbiamo scritto il nuovo decreto interministeriale delle scuole a indirizzo musicale, che è andato in vigore andrà in vigore adesso a settembre. In questo decreto noi abbiamo inserito delle specifiche molto forti sull'inclusione, va bene? E cioè sulla necessità e obbligatorietà che i docenti di strumento delle scuole medie a indirizzo musicale, che sono 1984 in Italia, ci sono 1984 scuole medie dove si suona uno strumento, abbiamo insistito affinché queste persone regolamentassero l'ingresso dei ragazzi non normodotati, chiamiamoli come vogliamo, con difficoltà, all'interno dei corsi di strumento. Io vi vorrei far vedere la mia casella di posta del Ministero dell'Istruzione con le mail disperate dei docenti che per la prima volta nel 2023 si sono resi conto che esistono ragazzi con difficoltà che vogliono suonare uno strumento. Allora, di cosa stiamo parlando?
Qui stiamo parlando ancora di una società che considera lo studio dello strumento una possibilità per delle elite di ragazzi, non neanche normodotati, le elite, e questo va scardinato, capito? Questo è il grande problema ancora che dobbiamo risolvere. Quindi quando parliamo di orchestre sociali, noi parliamo di orchestre fortemente inclusive, dove i docenti che insegnano devono capire di che cosa stiamo parlando, capito? Prima delle organizzazioni, prima delle collaborazioni, prima di tutto questo. Ecco. Esatto. Posso aggiungere una cosa, ma velocemente. Io credo che noi dobbiamo ragionare in questione di sistema. Io provo a non parlare delle cose singole, ma delle cose un pochino più di sistema. Io credo che ci sia un tema della sussidiarietà, perché faccio un esempio banalissimo. 8.000 scuole? Benissimo. Se devo fare un'orchestra in una scuola mi servono gli insegnanti specifici per ogni strumento. Adesso, o si dice congeneri, ma non vorrei dire quello, no? Mi servono, perché se uno che giustamente per Razzani diceva se uno ha il trombone non può insegnare il flauto, e fin lì ci arriviamo tutti. E un'orchestra deve avere tutti gli strumenti per fare un'orchestra, o no? E allora io credo che in un clima di sussidiarietà, e ho sentito l'affermazione che le scuole di musica sono elitarie, che sono private, smettiamola, perché ce ne sono di diversi tipi, e basta fare che le scuole riconosciute siano quelle che hanno una funzione pubblica, e così la chiudiamo lì perché non se ne parla più. Andatevi a leggere quelli che sono i criteri minimi dell'Emilia Romagna o del Lazio e vi rendete conto che è così, che così la chiudiamo. Poi è vero, si pagano rette perché comunque, non essendo riconosciute, gli insegnanti vanno pagati e possibilmente anche in regola. Detto questo, io l'anno scorso sono stato a Navas, che lei conosce benissimo, abbiamo fatto i concerti congiunti, ho fatto una settimana a Barcellona, e perciò la mia è una scuola inclusiva, perché mi sono portato via 7 ragazzi disabili che hanno fatto il viaggio, i concerti e tutto il resto. Perciò anche questa cosa che se una scuola di musica non può essere un'esperienza sociale, non sono d'accordo. Io credo che dobbiamo ragionare insieme, quello che dicevano loro due, che diventi l'orchestra sociale, l'orchestra della comunità. Io ragiono come comunità, e le comunità in Italia, l'Italia è molto lunga e molto variegata, perché dal paesino dell'Appennino reggiano o della Bassa Modenese fino alle bande delle serre della Calabria, e invece dei quartieri di Torino o di Milano, c'è una grande differenza, ma abissale. Perciò o noi riusciamo attraverso tutte le possibilità che abbiamo di agilità, perché quello che dicevi ha ragione, tu non vai in una scuola, non ti danno la chiave, punto, abbiamo già finito di ragionarci, o il discorso di comprare gli strumenti. Perciò o mettiamo insieme le sinergie, adesso il signore sindaco di Aosta, perciò credo chapeau, o Colazzo, voglio dire, io sono amico di Daniele Carnevale di Sommadossi, abbiamo appena fatto Ulisse con Sommadossi, ci conosciamo, poi sappiamo che lavoro facciamo, perché è da 40 anni che lavoriamo, sappiamo tutto, è vero, però credo che è il sistema che dobbiamo mettere insieme, ma non il sistema nel senso, è il sistema, perché se non c'è un quadro normativo, lei è un sindaco, sa cosa sto dicendo, voglio dire, non dico il titolo quinto che ci sarebbe, ma insomma è quello che dice Annalisa attraverso l'ANCI, perché è l'ANCI che è vicina ai cittadini, non sicuramente i ministeri, che sono muri di gomma. Adesso scusate se la tiro fuori, ma insomma non se ne può più, Annalisa, posso dirlo, ma no, perché è per fortuna che ci sei tu, ma io sì. No, guardi, io vado in pensione fra un anno, ho già finito, e voglio dire, ragioniamo in un clima di sussidiarietà, e sulle orchestre sociali, io, se volete che ci mettiamo intorno a un tavolo e dire cosa deve essere, ci sto. Solo una battuta, dobbiamo chiudere, veloce, ragazzi. Una battuta veloce, un attimo solo, veloce. Giusto per a corollario di quanto dicevi, nella scuola pubblica, non ci crederete, esistono le giornate dei giochi matematici, esiste la settimana dello sport, ma esiste anche la giornata della musica. Stop. Quando? Il 21 giugno, che le scuole sono chiuse. Sì, la settimana sì, ma il giorno della musica è il 21 giugno. Come no?
scuole sono chiuse, appunto, no? Sto dicendo, è perfetto, anch'io, però capisci? Giusto per dire, va cambiato qualcosa. Certo che lo so che la settimana è a maggio, ma la giornata, quella è il 21 giugno. E quante scuole sono aperte il 21 giugno? Potremmo... L'ultimo e poi chiudiamo. Un secondo, ma potremmo uscire con un documento del quale noi diciamo che veramente i bisogni, e se Annalisa ci fa da coordinatrice non solo tra noi per creare una rete e per attuare questo censimento nazionale, per cui chi sa dica uno, e ecco, e poi Annalisa, se è possibile, un contatto con le regioni e capire bene un'azione di questo tipo, farla con gli assessori alle regioni, come si fa, non so, si incontrano i ministri dell'agricoltura, si incontrano i ministri, perché non, ma provarci, almeno contattarli uno per uno. Adesso intanto noi facciamo un passo alla volta, come dice Luigi. Prima definiamo delle cose, definiamo chi siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo andare. Facciamo queste linee guida, questo percorso, queste idee, perché anche fra di noi vedo che insomma dobbiamo ancora metterci bene d'accordo. Dopodiché avvieremo tutte le possibili interazioni con il pubblico, con le istituzioni, con i ministeri, con qualsiasi cosa. Porta pazienza, dobbiamo chiudere perché abbiamo sforato lo sforabile. Sinteticamente, dobbiamo trovare un punto di riflessione. Devo dire che sono contento che avete confermato le cose che avevo detto all'inizio, quindi vi ringrazio, cioè la mappatura, e dobbiamo fare la mappatura, la parte della interlocuzione con i soggetti pubblici, partendo dal fatto che non possiamo diventare pubblici, non possiamo essere soltanto soggetti del terzo settore. Mi permetto di dire, Mirko, ho molto apprezzato la descrizione del vostro lavoro. Una legislazione che promuove bandi oggi per gli enti del terzo settore io la trovo obsoleta. Bisogna fare un passo oltre, dobbiamo fare dei bandi di coprogrammazione, che significa che gli enti del terzo settore si mettono a un tavolo con gli enti pubblici e decidono le politiche culturali del territorio, che è una roba diversa e preliminare rispetto al fatto. No, ecco, adesso arrivo al tuo ragionamento. Dobbiamo fare una politica dal basso. Mi faccio anche promotore con Agi e De Caro per dire: facciamo in modo che i comuni d'Italia riconoscano gli enti musicali, però dovete dire che la legge del terzo settore ha già una sua forma di riconoscimento dell'operato. Lo chiediamo specialistico rispetto alla vocazione che, secondo il principio della sussidiarietà, che gli enti del terzo settore devono avere rispetto alle istituzioni scolastiche, che non possono essere però ridotte all'unico interlocutore, perché a me piace l'idea della pluralità anche in termini intergenerazionali. Alla fine, gente, le bande che cosa erano? Cioè dobbiamo soltanto fare un passo, diciamo, a lato di ciò che esiste già da secoli nella tradizione italiana, con un recupero e una valorizzazione di repertori, storie, eccetera, eccetera, che riguardano diciamo, la storia della nostra musica occidentale, con tutti gli allargamenti del caso. Questa è una parte, cioè dobbiamo unirci per promuovere delle iniziative di riconoscimento da una parte e di coprogrammazione dall'altra. Poi si coprogetta con gli enti, esistono degli strumenti per creare convenzioni che bypassano dei paletti che gli enti pubblici mettono per autotutelarsi, perché voi sapete che il dirigente e il funzionario vive per pararsi. Io non l'ho detto perché come Annalisa tutto questo potrà essere usato contro di me, ma
ma è fondamentale che noi riusciamo a trovare gli strumenti che sono accordi di collaborazione, protocolli d'intesa, ci sono delle forme di accordi di secondo o terzo livello che possono aiutarci a superare questa cosa. Facsimile, ci scambiamo i modelli di delibera, ecco, anche questa fa parte del set, non solo i repertori musicali ma anche i repertori formali, amministrativi, giuridici. Ecco. L'altra cosa, e poi chiudo, la definizione di orchestra sociale. Se siamo diciamo sensibili alle differenze, dobbiamo essere sensibili alle differenze anche nel formulare una serie di indicatori che magari studiamo il tuo studio, diciamo del tuo perché ormai almeno siamo fratelli, lo studio dell'università che dà degli indicatori di impatto sociale, perché quello è il punto chiave, cioè che risultati dà la mia azione. La mia azione ha rilevanza sociale se ci sono questi 10 indicatori e io osservo quei 10 indicatori. Poi che tu lo faccia solo nell'associazione, che tu lo faccia nell'associazione con la scuola, questi sono elementi a geometria variabile che devono essere inizialmente inclusi e poi faremo in modo che il meticciamento di cui parlavamo prima renda come dire, una forma di omologazione naturale, biologica, osmotica e non forzata a monte. Detto questo, poi tutte le parti che magari anche con invalsi, non lo so, con degli strumenti anche tecnologici di cui disponiamo, potrebbe esserci una sezione dedicata a questo tipo di repertori e di materiali utilizzabili, visto la generosità delle persone che fino ad oggi si occupa. Dobbiamo farlo, se no che si stiamo a fare? Guarda che noi siamo testoni, tu anche, non c'è male, ma siamo testoni, per cui noi dobbiamo agire da qui all'anno prossimo per darci un arco di tempo per costruire questo canovaccio, queste linee guida, per ovviamente costruirle insieme. Noi magari tiriamo giù un brogliaccio e poi voi lo alimentate. Mettiamo una sezione delle prove invalsi. Mettiamo una sezione delle prove invalsi, una sezione musica nelle prove invalsi. Perché no? Sai, già questo piccolo, basterebbero tre domandine, è una rivoluzione. Non lo fanno mai. Bene, le facciamo 10 sulle arti, non c'è il piano nazionale delle arti, Poi chiudo, Annalisa non sa quello che sto per dire, perché però io penso che sia meglio prevenire che curare. Bisogna tutti allearsi perché il Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica continui a esistere. Niente è a rischio, tutto è a rischio. Quindi ci deve essere un punto di riferimento a livello ministeriale che continua a tutelare questa disciplina che altrimenti potrebbe ricadere nell'oblio tra 3 giorni. Siccome ormai non succederà più, io di questo sono certo, perché soprattutto grazie alla tenacia e alle energie di Annalisa il seme ormai è gettato in modo diffuso, ecco, però poi dopo ci vuole anche l'energia di ritorno che dice questo funziona se c'è una circolarità fra centrale e periferia e quindi dobbiamo serrare le fila, ecco, io credo che sia importante anche questa dimensione. Domande dal pubblico? Sì, li abbiamo ammorbati, siamo ammorbati, finito. C'è una domanda? Certo. Se in tutto questo che avete detto, che è bellissimo, arricchente, fa anche male, doloroso per i tanti temi che sono stati toccati in verticale e in orizzontale, si può in questo progetto includere che le orchestre sociali entrino nelle carceri, soprattutto quelle minorili? Il che porterebbe anche una risulta
però con tutti i ragazzi che escono dai vostri conservatori, scuole, pubblico, privato, insomma tutto questo ambaravan che è costruttivo e bello, e potrebbe dar lavoro a questi giovani, perché questi disgraziati che sono oltre le barre, ho un po' di esperienza perché ho lavorato con i ragazzi, insomma, lavoro con i ragazzi di mafia e i figli dei boss in particolare, no? Che sono abbastanza condannati a fare i figli dei padri, i nipoti dei nonni, tutti spesso nonne incluse al 41 bis. Questi, che anche nei riformatori, ricordo quello di Reggio Calabria particolarmente, grazie all'azione del presidente, insomma, Roberto Di Bella, questi ragazzini, io ne ho incontrato diversi, timidissimi, cioè tutto il contrario di Mare Fuori, che sta andando tanto di moda con Netflix, no? Chiusi in questo piccolo chiostro che è attaccato alla piccola presidenza minorile, che è in un posto molto bellino ma molto piccolo di Reggio Calabria, che guardano il soffitto, si mettono a posto i lettini a castello in stanze dove dormono anche in 6 o 7 perché ognuno ha il suo posticino, persi nel nulla, con questo sguardo anche molto bello. Qualcuno ha ucciso, qualcuno ha rubato, qualcuno non sa neanche perché è venuto al mondo. Ecco, se suonassero qualcosa che li rifarebbe riabbracciare a se stessi al mondo, questo potrebbe forse rientrare in un progetto da presentare. Forse bisogna pensare anche però a nuovi modi di presentarli alle altre autorità, perché andando via via e rispettando il processo burocratico normale non si arriva a nulla. Questo ho visto io con chi lavora con i ragazzi di mafia, che giustamente i magistrati, e concludo, dicono va bene, finché ci siamo noi e emettiamo una sentenza per proteggere loro e magari togliergli la patria genitoriale dai genitori criminali, assassini, insomma, eccetera, va bene. E dopo che cosa fanno? Allora lì interviene Don Ciotti con Libera, e Libera vuol dire milioni di volontari, ma non c'è lo Stato, e quindi c'è sempre questa ricerca della sinergia tra il pubblico, e torna questa specie di persecuzione a cui siamo costretti, che bisognerebbe venirne fuori. Quindi bisogna trovare, non so, come fa la terrificante per me Chiara Ferragni, che appena fa una scemenza lo sanno tutti. Ecco, c'è un TikTok che parla ai parlamentari, o lo dobbiamo inventare noi? Magari qualche giovane fa un'app piuttosto geniale e finalmente diciamo qualcosa a questi, ma in modo più diretto. Perché è un po' un'utopia rispettare i tempi, e immagino che la signora Spadolini lo sappia ben meglio di me, perché annuisce sorridente, e si fa insomma per le calende greche. Tutto qui. La mappatura deve anche servire a intercettare delle realtà che hanno già fatto questo tipo di esperienza per cercare di metterle in circolo. Io non credo perché si debbano poi specializzare delle persone che sono particolarmente esperte in quel contesto, ma perché tutte le esperienze specialistiche che ciascuno vive nella propria realtà vanno messe in comunione, perché ciascuno ha da imparare dall'altro. E poi la musica è il centro, è l'oggetto intermediario, come direbbe Benetson, e quindi è quel corpo dentro il quale qualunque forma di differenza trova un'occasione di armonizzazione, che non significa tutte consonanze, significa una giusta dialettica fra consonanze e dissonanze. Com'è la musica, tensione e distensione. Appunto. Guarda che la tua metafora di oggi certo. Dove ogni linea di contrappunto sta bene da sola e sta bene con gli altri, ma è diverso. Chiude Isabella. C'era un'altra domanda. Sì, buonasera a tutti. Io sono stato un insegnante anch'io di scuola a indirizzo musicale e per 10 anni mi sono occupato appunto dell'orchestra di questa scuola. Allora è stato molto interessante tutto quello che avete detto, e prendere consapevolezza della complessità del problema è sicuramente fondamentale, però io credo che bisogna anche partire dal semplice per poter poi risolvere le cose complesse. Ecco, io credo che una partenza potrebbe essere quella che sentivo dire prima, dalle scuole indirizzo musicale, che sono ormai una realtà consolidata e dove però manca la rete. E fare rete credo che non sia una cosa impossibile, visto che abbiamo un'istituzione che è
l'ufficio scolastico provinciale, dove, cogliendo secondo me anche l'occasione del PNRR, come dire, istituire un ufficio apposito dove mappare e fare rete tra queste realtà consolidate sia una cosa abbastanza fattibile e realizzabile. Grazie. Ecco, allora direi che possiamo chiudere la giornata. C'è un'altra domanda. No, c'è un'altra domanda, scusate. Sì, chiedo scusa, volevo solo un attimino un po' di attenzione. Innanzitutto grazie perché mi avete chiarito, mi avete aiutato a capire quello che stiamo facendo e che non trova sempre riscontri al netto del Covid e di tutto quello che ne è seguito. Quindi veramente grazie, perché mi sono sentita a casa, ho sentito le vostre esperienze molto importanti. Io vengo da Pordenone, quindi insomma una realtà tutto sommato diciamo vivibile, che però dove il problema di inclusione esiste. E premesso che come scuola, pur portando avanti quella che finalmente ho capito è un'orchestra sociale, finalmente ho dato un nome, non abbiamo una sede e quindi siamo a rischio di chiusura perché abbiamo una struttura a costo di mercato, questo a prescindere dalle amministrazioni attuali. Questo è per dire la mancanza di riscontri, e quindi finché è possibile condividiamo con le scuole pubbliche, insomma sappiamo come sono andate le cose. Volevo porre questa cosa però, che è una riflessione che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Si parla di orchestre sociali rivolgendo il pensiero giustamente sempre ai minori, però se noi vogliamo cambiare la società non possiamo escludere anche questo genere di esperienze anche per gli adulti. Noi lo stiamo portando avanti perché una sensibilizzazione degli adulti, cioè poi sono loro per primi che accompagnano i bambini e i bambini stessi possono trovare un riscontro anche in casa. Peraltro abbiamo, specialmente dopo il Covid, diversi casi di isolamento che non sono ancora stati superati tra gli adulti, problemi anche di certificati, e in questo senso qui noi stiamo cercando di lavorare su piani diversi proprio perché l'inclusione della musica sia veramente rivolta a tutti. Quindi chiedo se questo aspetto qui può essere contemplato o seppure ci si concentrerebbe solo esclusivamente sul fasce dei giovani e dei minori. Grazie. Allora, guardi, questa questione si è posta, e parlo ora della nostra esperienza. Inizialmente la nuova orchestra che è nata di giovanissimi, domenica scorsa ha fatto un primo concerto, la si voleva chiamare Junior. Io mi sono opposto, ho detto non può essere, è la seconda orchestra perché chiunque può parteciparvi. Infatti ci saranno anche persone, c'è una persona che ha 50 anni e viene in questa orchestra, ci sta un'altra persona adulta e viene tranquillamente, quindi il problema non c'è, non esiste, perché appunto le persone sono tutte, altrimenti facciamo noi poi discriminazioni per età. Poi bisognerebbe stabilire quale età è junior, quale età è quella, cioè andiamo a finire in confini molto disastrosi. Poi in questo cominciamo a discriminare. Si complica ancora di più. Vabbè. La musica è quindi no, ma stavo scherzando, è ovvio che la complessità è trasversale, orizzontale, verticale, sulle difficoltà, sulle normalità, insomma, però dobbiamo anche essere concreti, insomma, no? Quindi vediamo, adesso ne discuteremo sulla possibilità. Certo sarebbe bello vedere delle famiglie, cioè genitori che accompagnano i figli e suonano nella stessa orchestra, questo sarebbe proprio il massimo, chiaramente. Bene, vai Gianni, Isabella, chiudiamo.
Sì, purtroppo dobbiamo chiudere perché la fondazione in realtà fa tante attività qui dentro, ma siamo anche ospiti, quindi in teoria avremmo dovuto andarcene 20 minuti fa, ma va benissimo perché abbiamo tutto il diritto di concludere una conversazione così importante, soprattutto c'è un tavolo di lavoro che deve avere poi una continuità. Ecco, vi ricordo una cosa, che tra l'altro il 28 di ottobre ci sarà un convegno dedicato alle nuove e vecchie povertà educative e mi viene in mente quello che si diceva a proposito dei cellulari, a proposito di povertà educativa che non è necessariamente legata alla povertà economica, quindi è stato individuato grazie alla collaborazione con l'Università di Padova, al Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e adesso in aggiunta anche con la collaborazione della professoressa Milani che abbiamo sentito questa mattina, che quindi con il Pippi collaborerà alla redazione di un testo che verrà presentato poi il 28 di ottobre. Io vi invito a venire perché secondo me potrebbe essere un contributo importante, reciproco, ecco, perché di musica io quando li ho un po' ascoltati ho dato delle dritte, ho detto ma le scuole che andiamo a intervistare, ma la musica, dico, sono tutte scuole, in realtà abbiamo intervistato diversi dirigenti scolastici, compreso il Belludi ovviamente, di istituti comprensivi, tutti hanno una SMIM, però cambia tantissimo la situazione, potete immaginare per chi è nella scuola, all'interno dello stesso istituto comprensivo cambia 10 km più in là, cioè cambia completamente il panorama e sarebbe interessante capire come misure di contrasto alla povertà educativa quanto la musica possa fare. Grazie.